si è creato un groviglio che dire che lo si risolve così non sarebbe da uno che racconta le favole. Però adesso si è cominciato con una parte, su iniziativa del PD, sia chiaro, che siamo lì notte e giorno su questo tema qui, e quindi i primi 50.000, poi gli altri 60.000, siamo arrivati a 120.000 e non è ancora finita. Inutile che dica che è finita, non è ancora finita. Se chi dice che è finita, io gli mando un elenco di lettere, di cose che ci arrivano su casi personali. Ecco, allora io dico che dobbiamo affermare, spero già nella prossima legge di stabilità, perché è quella che arriva, dobbiamo affermare il principio. Adesso io non chiedo adesso che loro fatemi dire, hanno calcolato quel risparmio lì, no? Come se non ci fosse questo problema, e quindi tutte le volte bisogna trovare 3 miliardi, 4 miliardi, benissimo. Allora io dico, intanto fissiamo il principio da qualche parte delle categorie che sono state messe su una strada e che hanno diritto a vedere, diciamo, ristornato la loro giusta aspettativa. Dopodiché vediamo, siccome il meccanismo è un meccanismo che scatta per una parte al 2013, per l'altra parte al 2014, eccetera, vediamo la sagomatura dei finanziamenti, ma però fissiamo il principio e lasciamo tranquilla la gente, perché a me dicono, adesso ormai sta chiudendo sulla stagione delle feste, lo posso dire, ci hanno insultato, dato degli stalinisti, degli articoli seri, su giornali seri, perché non abbiamo invitato la Fornero alla festa dell'unità. Ora, guardate che noi continuiamo a discutere con la Fornero, io non ho, perché anche personalizzare troppo, lì c'è un governo, no? Non è che c'è un ministro, c'è un governo di pensioni. Sì, però magari certe cose. Vabbè, lascia stare, però. No, certe uscite anche. Vabbè, ecco, io ho pensato che è meglio cercare di risolverlo quel problema lì fuori da una festa, no? Perché siccome tutte le volte che vado alle feste io gli esodati li trovo sempre. Figurati la Fornero. No, allora, che mi senta dar dello stalinista all'unico partito che invita tutti quanti e tutte le fe, che discute, che dibatte, perché vuol dire aver perso un po' anche un po' il ben dell'intelletto, perché ecco, quello è un problema delicatissimo che va risolto, perché ci sono delle famiglie in un'ansia micidiale e finché l'ultima non è risolta noi non possiamo star tranquilli, fosse anche uno solo. Questa è la mia idea. Invece un'altra cosa che forse in sé ha una portata di minore impatto, insomma, rispetto a tutto il problema delle pensioni, è l'articolo 18. Ecco, sempre se il centro-sinistra andrà al governo, che cosa farete? Lo riformerete e in che modo? E come valuti che, insomma, come sappiamo c'è stata una raccolta di firme che oggi è stata presentata, insomma, per il referendum, e questo referendum l'ha firmato anche un alleato del PD come Nichi Vendola. Ecco, questo è apre forse una questione delicata anche sul piano dei rapporti con Vendola. Ma intanto sul referendum, adesso anche quelli che così sanno benissimo che in un anno elettorale non si possono fare i referendum, questa è la legge, quindi stiamo parlando di una cosa che se arriva al 2014. Ho fatto anche notare, come dicono un po' di costituzionalisti, che quel tipo di quesito lì, a prescindere se accettarlo o non accettarlo, non è detto che porti alla soluzione che questi dicono. Potrebbe perfino succedere che ti toglie quel tanto di tutela che hai adesso senza averti la tutela prima. Terzo, ma noi pensiamo di risolvere a colpi di referendum quelle cose qui? Cioè noi siamo stati i primi a dire che l'articolo 18, che è stato sollevato dagli altri per fare una battaglia ideologica, noi abbiamo difeso il principio e l'abbiamo difeso, lo avete visto, però non si faceva, il principio che non può essere solo monetizzato il posto di lavoro e che la magistratura deve poter intervenire per vedere se c'è un elemento di giusta causa. Questo c'è. Io dico, se devo mettere mano come bisogna mettere mano al tema del lavoro, non buttiamo una cosa più simbolica che reale nella visione del paese, occupiamoci dei problemi più grandi che sono rimasti aperti. Il problema più grande che è rimasto aperto riguarda ancora una volta il tema della precarietà.
è quello che è rimasto più aperto, perché è stato congegnato in un modo che trasformare la precarietà in stabilità non si è trovato il meccanismo che anche lì proponevamo noi, che un ora di lavoro stabile costi meno, un ora di lavoro precario costi di più. Lì bisogna andare dentro e bisogna fare quella cosa che dicevo all'inizio, cioè cercare di riunire le parti sociali attorno al tema del lavoro, collegando la questione degli investimenti. Ora, in Germania, che tutti prendono come modello, cioè, effettivamente funziona, perché la Germania va come una spia, va fortissimo, ancora anche adesso. Com'è il meccanismo? L'articolo 18 è uguale a quello che abbiamo fatto noi, guardate, è uguale a quello che abbiamo fatto noi. Dov'è la differenza? La differenza è che loro hanno meno precarizzazione dal punto di vista della contrattualistica, eccetera. Non è che hanno 20 o 25 o 40 contratti come abbiamo noi. Hanno invece una flessibilità organizzativa, che poi per loro è anche un elemento di cogestione delle grandi imprese con i sindacati, dove per esempio nei momenti di bassa il lavoro si divide un po', ci sono meccanismi di solidarietà, sono riunioni, allungamento, e quindi c'è la possibilità di utilizzare certamente nel dialogo, nel confronto, impianti, investimenti, eccetera. I tedeschi che ci stanno comprando, no? Hanno comprato la Ducati, hanno comprato la Lamborghini, hanno comprato Giugiaro, hanno comprato quella roba lì. Poi naturalmente anche lì c'è discussione con i sindacati, per amor di Dio, ma non mi risulta che abbiano avuto, diciamo, problemi, perché sono abituati a un certo modo di trattare il lavoro. Allora io dico, accostiamoci un po' semmai a un modello di questo tipo, dove il lavoratore è in piedi e discute, è disposto a contrattare flessibilità organizzativa, dove il proprietario, l'imprenditoriale, eccetera, investe e per questo chiede l'accordo, eccetera, dove la precarizzazione del lavoro è molto più limitata, perché il lavoro deve essere anche costruito. Noi abbiamo un saper fare che deve essere riprodotto, se uno cambia 27 volte mestiere per trovare da mangiare non puoi neanche riprodurre un buon lavoro. Quindi io sul tema del lavoro l'aprirei così, perché ho capito, le regole sono importantissime, sono il primo a dirlo, a cominciare dai diritti sindacali. Io lì per esempio do ragione sul piano della democrazia eccetera alla Fiotta, ho ragione perché penso che voglio dire, adesso fatemelo dire così, un partito che fa le primarie lui per qualsiasi cosa, come farebbe a non riconoscere, diciamo, il diritto di un lavoratore nell'azienda di avere voce a prescindere se firma o no un contratto? Stiamo parlando di democrazia, quindi su quello, ecco. Però il prossimo giro noi dobbiamo legare la discussione sul lavoro al dare lavoro, non rimanere nell'astratto delle regole, a vedere come un aggiustamento del sistema è a fronte però anche di politiche industriali e di investimento che diano lavoro, perché le regole da sole non danno lavoro, non raccontiamoci, ci vogliono delle regole buone, ma ci vogliono investimenti per dar lavoro, se no il lavoro non nasce sotto i funghi o sotto le regole, ecco. Visto per restare sempre sul tema lavoro e sindacati, se la CGIL, come sembra o come può sembrare, insomma, c'è una discussione aperta, dovesse proclamare lo sciopero generale, questo vi metterebbe in imbarazzo come PD, visto l'appoggio che, insomma, comunque date al governo Monti? Ma sai, noi ce l'hanno fatto anche quando il governo Prodi, lo sciopero generale, ce l'hanno fatto tutti addirittura, cioè, non ci siamo neanche offesi, nel senso che ecco, questo adesso è una battuta, ma non tanto una battuta, perché credo che è uno degli altri temi che torna sui giornali. Certo, è sui giornali, ma insomma la dialettica sociale eccetera che fuori del governo va sempre riconosciuta, la riconosciamo quando governavamo noi, ci mancherebbe altro che non la riconoscessimo quando c'è il governo Monti, insomma. Ecco, il problema è un altro che io vedo, e che come PD insomma abbiamo sempre detto eccetera, cioè l'unità del mondo del lavoro è un bene comune, è una risorsa per tutti. Noi abbiamo bisogno di un lavoro che si rafforzi nella sua rappresentanza, nella sua possibilità di avere voce, e quindi io mi auguro che qualsiasi sia l'azione, se non so perché decideranno o non decideranno, ma qualsiasi sia l'azione ci sia uno sforzo, diciamo così, di unità del mondo del lavoro, perché ripeto, non è solo una bandiera ideologica, politica, è un fatto reale. Abbiamo bisogno che nel rapporto di forze, insomma, il lavoro sia in piedi
e abbia una rappresentanza unita, ecco, che non si indebolisca vicendevolmente, ecco. E quindi è quello che io... Dopodiché in autonomia i sindacati riterranno di fare quel che riterranno, e noi vedremo come al solito la piattaforma, e se la piattaforma è quella di avere un po' di lavoro, si fa fatica da lì. Ecco, allora a proposito di lavoro e di fatti reali, ieri a Roma ci sono stati gli operai dell'Alcoa, ci sono stati anche momenti di scontro, gli stessi operai stanotte ritornando in Sardegna hanno occupato il traghetto. La Sardegna ormai è quasi un deserto industriale, perché non c'è solo l'Alcoa, c'è anche la Viniz, che tra l'altro ha dei legami anche qua, e cioè ci sono i minatori del Sulcis. E la giornata di ieri, tra l'altro, c'è stato anche un episodio, insomma, un po' poco edificante, diciamo, che ha riguardato Fassina, un esponente del Partito Democratico. Ecco, da quello che è successo ieri, tu cogli segnali preoccupanti per quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, in autunno? Ma intanto su ieri, ecco, forse anche questa notizia non c'è stata, solo il giorno prima Fassina era nel Sulcis, perché noi ci siamo, e non ha avuto nessun problema, ha parlato con tutti, eccetera. Quindi naturalmente nei momenti di esasperazione trovi sempre qualche gruppetto, e d'altronde siamo gli unici che ci vanno, gli altri si riposano. Cambiamo. Vedi, Fassina per esempio è uno di quelli che ha ascoltato il mio consiglio a proposito dei giovani che devono crescere, eccetera. Ricordati, lo dico sempre, ricordati che una politica che cerca solo applausi non è una politica, perché nella politica c'è anche il giorno buono e il giorno che non ti capisci. Ecco, quello è l'insegnamento. Dopodiché quella realtà lì sarda che è più che drammatica, e io adesso non la faccio lunga, la conosco bene perché ho fatto quel mestiere lì, già allora c'erano problemi e così via. Insomma, il problema è difficilissimo, non sto dicendo che ci siano bacchette magiche, però io dico che sono stati lunghi anni, 10 anni di totale incuria dei problemi industriali. Io cosa ti dico? Vi dico la verità, io quella gente lì una volta al mese la vedevo, io li conosco, sono i nomi e i cognomi. Quando ero ministro, qui non hanno più visto nessuno. Io mi sono trovato alle elezioni sarde regionali, che c'era Berlusconi che girava, è passato per l'Euroalumina lì nel Sulcis, nella fabbrica che è collegata al CO, eccetera, che era in cassa integrazione, cose eccetera, che è andato in mano ai russi, e dice: ho telefonato a Putin, dice è risolto tutto. Sto parlando di 3 anni fa, sono ancora là. Questo era il modo, telefonata all'amico Putin, lo stesso per la Vainis, quando lassù per Porto Torres, per la cosa, ha telefonato, ha brigato, ha telefonato a Straoni, e era risolto tutto, non è risolto niente. Quindi ora, prossimi mesi, io sono preoccupato naturalmente dei grandi settori industriali. Noi abbiamo dei problemi seri, adesso per esempio possiamo parlare di Fiat, tanto per dire un oggettino, diciamo, i stabilimenti e la Fiat, anche qui bisogna vedere un po' di concretezza, non viene mai fuori la notizia, cioè in questo momento gli stabilimenti Fiat del paese, quanta gente lavora e quanti giorni al mese? Sarebbe una bella notizia, cioè interessante, no? Ve lo dico io, più di un paio di settimane mediamente gli stabilimenti non si lavorano, sono tutti quanti in cassa integrazione, e ci si accosta a una produzione di macchine che è il minimo storico dagli anni 70, e quindi qualcosa bisogna pensare. Se non ce la fa la Fiat a far lavorare gli stabilimenti, dovrà chiamare forse qualcuno, vedere se si può, capisco la crisi, tutto quanto, però siamo gli unici in Europa che hanno la monomarca in Italia in produzione, va bene? E noi adesso abbiamo la Spagna e l'Inghilterra che non hanno nessun marchio nazionale e fanno più macchine di noi, guarda un po'.